Grazie Luca, e io ho da presentarvi un nome che ai più sarà del tutto nuovo, quello di Carla Cocco. Carla è un'artista sulcitana di origine, arriva da Carbonia, però da lunghi anni manca dalla Sardegna, perché fondamentalmente la tua attività professionale artistica è maturata fuori a Roma, dico bene? Dici benissimo, 23 anni, poi dopo 23 anni, insomma 3 anni fa sono tornata alla base, con tanto di prole. Con tanto di prole. E Carla però ha veramente una storia interessantissima da raccontarci, che farà un pochino da prologo alla sua esibizione. Abbiamo detto tanti anni trascorsi a Roma, dopo che peraltro nel Sulcis aveva realizzato materiali anche discografici con il gruppo dei Feed Prod, con i quali sei di nuovo in contatto adesso. Sì, assolutamente sì, abbiamo registrato da poco un altro singolo. Però c'è stato un evento che ha radicalmente cambiato anche il tuo percorso artistico. Tutto si sviluppa 8 anni fa, siamo nel 2015. Raccontaci tu cosa succede. Nel 2015 vieni invitata a rappresentare l'Italia dove e per che cosa? Sono già passati 8 anni, mamma mia. In Zambia, all'ambasciata italiana in Zambia, per cantare insomma le musiche italiane classiche, tipo Surdato Nammurato, insomma queste. Da lì l'ambasciatore ci ha portato in visita al compound, al ghetto di Bauleni, che è una sorta di favelas, insomma, le favelas brasiliane. Nella capitale Lusaka dello Zambia. Esatto. E sono rimasta molto colpita perché insomma è una realtà molto molto forte quella che ti arriva. La realtà più che altro è l'energia forte che ti arriva, positiva, ci tengo a dire questo. E diciamo è finita lì. Poi dopo 2 anni, come capita penso un po' a tutti, un periodo difficile, non sapevo dove sbattere la testa e ho detto Zambia, Bauleni, che è il compound della comunità di Bauleni. Ho preso l'aereo, sono andata a passare il Natale a Bauleni e lì è nata l'idea di Africa Sarda Studio. Un progetto che ha coinvolto direttamente i bambini giovanissimi di questo ghetto della capitale, ai quali hai insegnato canzoni sarde. Ho insegnato a cantare in sardo, loro mi hanno insegnato a cantare nella loro lingua e abbiamo inciso No poto reposare, Su Pizzineddu, Anni Nora. E noi abbiamo una prova di questo, perché abbiamo un video da proporre, vero? Prima che Carla abbia modo di proporsi dal vivo. Allora, come è nata Africa Sarda Studio? Così. Africa Sarda Studio! in tristura, prenda e oro. Nós desses tristura, prenda e oro. T'assicuro che ti è solo bramo, catamo forte tamo e tamo e tamo. Lopota mandeto, ni manku kuritu, in tempo de fritu, non aratitia, mi vida coro, riposaria. Kusubisenetu, no pota mandetu, ne manku kuritu. Anni nora cucumeru, rama io tirera fizzu fizzu, arrozi tena arrozi tundu tundu, arrozi timbiri ora, ea, ea, Allora, questi bambini di Lusaka che cantano in sardo, tra l'altro conti di tornare a breve tra loro. Probabilmente ad ottobre, sì, perché dovremmo partecipare a un festival all'ambasciata e i ragazzi canteranno queste canzoni qua in ambasciata. Bene, allora molti auguri per questo progetto. Adesso però invece Carla Cocco dal vivo con l'accompagnamento alla fisarmonica di Stefano Indino, che ringrazio e invito qui sul palco. Carla Cocco. Grazie.
Apriamo con intanto un applauso a Stefano Indino, direttamente da Roma, un artista incredibile, nonché un mio praticamente fratello. Iniziamo con un brano mio, si intitola Note di luce. L'ho scritta pensando ai tanti papà e nonni, come erano mio papà e mio nonno, che hanno lavorato in miniera, e qualcuno insomma ci ha lasciato anche le penne, come si dice. E ho pensato a questa Ninna Nanna che il papà canta prima di andare a lavorare. Goccia su goccia tu, incantevole, ti cullo piano piano, sei incredibile. Note di luce sei e ti addormenterai solo col mio respiro nella mente. Impaziente soffia su di me, vento di cenere, scava e crolla ancora per un po', devo resistere. Note di luce sei, quando ti spegnerai, questa mia notte vedrai il tuo giorno nascere. Canto vento in questa terra mia come una melodia, accompaggiato in su cammino mio che suonano un pazzo no. Note di luce sei e ti addormenterai solo col mio respiro lentamente. Questo vizinetto lo portava in tetto, ne manco un oretto, il suo tempo fritto non era tetea, non mi vede coro riposa ninni. Capitale seta, panzico de oro, non mi vida il coro e non fra che me da, non mi vida il coro, non mi vida il ti salve Maria, chi siete grazia piena, de grazia sei piena, enza e da qui è partito tutto.
Mama, Africa. Say mama, Africa. Say mama, Africa. Say mama, Africa. Before Africa grew, I wondered for money back to yes, you sell me money. Madame, daddy, daddy, from Bordeaux, you know, to the way. Africa, baby, sent away. Me know me, bigger, yeah. Let's go. Say mama, Africa. Say mama, Africa. Say mama. Mama Africa, Africa. Stefano Indino. Mama, ultimo, mama, Africa, mama, Africa. Grazie mille, Stefano. Grazie. Il finocchietto porta fortuna di mia figlia Miuscia. Carla Cocco, Grazie. eccoci. Una ritmica importante, un momento di ballata, ma legata sempre anche alle tradizioni. Carla, grazie per questo momento di grande musicalità che ci hai regalato qua alla 21esima edizione del Premio Maria Carta. Siamo in diretta da Siligo, ricordando questa grande artista che ha portato il nome della Sardegna in giro per il mondo con la sua voce, con la sua arte. Anche per voi, anche per te c'è un pensiero da parte della Fondazione Maria Carta che ti viene consegnato dalla consigliera Desiree Manca. Li invitiamo qui sul palco. Consigliere regionale Manca insieme alla nostra rappresentante del gruppo di Siligo. Grazie Carla Cocco. E adesso abbiamo nuovamente un momento